Ci troviamo al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, un museo che è nato nel 1817 e quando è nato era già pubblico. Un museo nato per mettere a disposizione tutto quello che in quegli anni si stava rinvenendo nelle campagne di Cividale, ma non solo, negli anni successivi anche nel Ducato del Friuli. Nasce quindi come un museo che voleva raccontare la storia del primo Ducato longobardo. La collezione del Museo Archeologico Nazionale di Cividale è quella più consistente, direi in Europa, dal punto di vista della quantità e della qualità, e conserva al suo interno dei pezzi unici, ad esempio la collezione di monete longobarde, di aurei longobardi, che è stata data al Museo Incomodato dalla Fondazione Friuli ed è la seconda al mondo dopo quella del British e conta 53 emissioni auree delle zecche longobarde del Regno d'Italia. I Longobardi sono un insieme di genti che hanno attraversato l'Europa, provenendo dalla Scandinavia, così ci racconta Paolo Diacono, in un viaggio che è durato per qualche secolo, e nel loro gruppo raccolgono tanta gente dell'Europa, e quindi turingi, sassoni, alamanni, slavi e altre popolazioni. Erano specializzati, erano anche molto avanzati dal punto di vista tecnologico nella metallurgia e nell'arte orafa. Producevano essi stessi le armi, nella loro società c'erano sicuramente molti fabbri e anche molti orefici. L'oreficeria è di altissima qualità sia per le materie prime che, nonostante fossero di reimpiego, cioè erano materie prime che raccoglievano i bottini di guerra, tutto questo oro veniva fuso, veniva riciclato e venivano prodotti dei manufatti che servivano ad abbellire non solo gli abiti tradizionali delle donne longobarde, ma anche degli uomini. Le cinture multiple, per esempio, dei guerrieri erano delle cinture molto importanti perché la cintura era simbolo di forza ed era legata anche agli antenati e quindi al potere che l'antenato attraverso la cintura poteva dare al guerriero. Per quanto riguarda le donne, l'oreficeria riproduce soprattutto un mondo della natura. Vediamo soprattutto animali, e quindi lupi, cervi, le stesse terminazioni delle fibule sono a forma di cavallo, che era uno degli animali più importanti per il longobardo, faceva parte del suo quotidiano. Ma anche aquile, le fibule a S per esempio, sono dei serpenti con la testa d'aquila. Gli animali sono per il popolo longobardo degli animali totemici, nel senso che negli animali si rispecchia un po' quello che erano la reincarnazione degli antenati. Le tecniche più usate in periodo longobardo sono la creazione di lamine che venivano create appunto con questo oro fuso e poi martellato in modo da creare queste lamine molto sottili con le quali venivano poi ritagliate delle croci d'oro decorate con dei modani, e anche le fibule venivano poi rifinite per creare i dettagli, e una decorazione molto particolare è la gemina. Molti oggetti di ferro venivano impreziositi con una battitura di fili d'argento ed oro che venivano battuti all'interno di solchi creati in sottosquadro e creavano così delle decorazioni geometriche e naturalistiche che è molto caratteristica appunto dello stile longobardo. Un'altra tecnica era la creazione di una serie di alveoli destinati ad accogliere delle pietre dure o in pasta vitrea, e questo veniva realizzato soprattutto nelle fibule a S che accoglievano appunto queste pietre, soprattutto i granati che erano rossi e con l'oro conferivano un effetto molto bello, molto brillante. Qui è il mio laboratorio di Reis, le botteghe, le piccole botteghe.
Che fa dei talks prettamente in arint su commissioni in aur. Non è l'oreficeria tradizionale, è un po' modernizzata. Ho frequentato il liceo scientifico e avrei dovuto fare l'università a Vignesi dall'estate del 2009. Sono là con mia madre, mi pare, alle scuole di mosaica a Spilimberg e ho cambiato idea. Mi è piaciuto veramente troppo, pieno di colori, e non è il mosaico di Aquileia, è tutta un'altra roba. Da lì però ho capito che mi piaceva di più le robe spiccioli, il micromosaico. E sono là a Firenze e ho fatto una scuola di orafe per mettere insieme il mosaico e l'oreficeria. Questa è la parte superiore delle scrittute e con le lime lo faccio in dritto. Come ho fatto dei tagli perpendicolari alle basi per poi pliarlo. Ho scelto questi formi perché riguardano le tessere di mosaico. Si scalda un po' il tocco finché non diventa ambrato. Questa è il tocco finito e la due anellus piccoli che la poi a attaccare le tesserute di mosaico tipo in questa sono i tocchi di veri neris e delle tipo sbalis ma le sempre veri e le veri con una suaie di aur dal mezzo. Questi sono tocchi piccoli. Col martello da mosaico si picchietta e si fa o tons o quadrati. Sono qui a Rivignan, il laboratorio di Trentais che sto lavorando e come sono restate Bessole e sto in Devant. L'articolo più importante sono gli sacchi Spailens.
Chi si chiattin proprio du laccotai e sono tutti i fustelli, le piel. E ho visto piel che viene di Santa Croce, Firenze, in Toscana, concia toscana, e anche piel concia di salcromo, quindi con le conce minerali che sono più stabilizzati se vengono usati soprattutto per l'arredamento, come gli sacchi spailens. Che lavoro che ho cominciato a farlo col meon, perché già le sue famiglie lo facevano anche dagli anni 70. Io ho finito l'università e poi mi sono messo a lavorare con lui, come sono restata da sola e ho continuato a mandare in avanti che lavoro che insomma. Ho vinchiatato che il prodotto che sta funzionando e io continuo a farlo e a venderlo all'estero. E ho lavori sono ridotti su ordinazione perché non hai un punto vendita, un'esposizione e quindi lei mi viene in laboratori, mi dice che vuole e io cerco di contentare. Magari mi faccio un disegno, 4 misure, al scelgo le piel e dopo si fa, insomma. A seconda dell'arredamento che ha un chiase, arrivi a fare le sacche con le misure che vuole e col colore appunto che vuole. Arrivi a scrivere anche l'iniziale, fai un disegno, cambiare le cusidure e quindi le surute che mi vengono magari per fare un regalo mi dicono Sonia Chiale hai di fare un regalo alle mie amiche che ha il divano rosso, ora fai le sacche rosse come il divano, va bene, fasin. Quindi disegni contenti in tutte le gamme di clientele, no? Ho cominciato per caso il discorso da sacchi spailens perché il mio aveva fatto uno per noi e poi è capitato che si è divenuto che chiase un signor che faceva rappresentante di stui e caminezzi e non sa proponuto di proporre i nostri sacchi e così è cominciata l'avventura. Ed estate il mio pon di fuarce sono i sandui che faccio proprio a mano in coreano naturale, quindi hai le conce vegetali, quindi anallergica, senza cromo. E lì sinceramente sono contenta perché sì, lei è contenta. E poi mi piace perché quando voi fuori ho visto lei magari con i miei sandui e mi dicono ah sai ce l'ho ancora qua da 10 anni, ah bene bene. Era un modello che facciamo di tanto tempo e comunque è sempre, è un classico, no? Però è un lavoro lungo la lavorazione. Ma ci vengono gialle le foto? No, dentro neutro. Alle già di colore per fuori, non stinga a fare massa colore. Il prossimo mese viene il campione definitivo e dopo partiamo. È partito un lavoro di lontano, dal 1950, quando mi pare alla vierte le prime botteghe. Lui aveva imparato di un signor di Martignà, che era un specialista, e veniva in Divignesi a fare le scarpe, perché era un bravissimo a fare robe su misura. Che svesse ora, le venuto vecchio, e lui alla vierte le botteghe al suo posto. Io ho investito l'anno sempre di piccole di botteghe, a sentire i profumi del coreano, delle scuole. Dal 1990 lo hai affiancato, perché lui era pronto alla pensione
Ho avuto un'altra bella fortuna, che mi fi alla chiappata delle passioni, quella chiappata io di mio padre, e anche lui è venuto a lavorare dal 2010 con noi. Io sono la terza generazione, l'attaccato mio nonno dal 1950 che faceva dom talier, dopo l'entrata mio padre era attaccato a fare sia talier che commercio, praticamente io sono sempre stato attorno con loro a fare campionari, perché con i piccoli tutti lavoravano, insomma stavi lì, sono cresciuto a piedi. Dopo quando sono entrato io vin un po' cambiato, vin attaccato a situazione da oro con i tempi. Praticamente ho attaccato a fare scarpe su misura, chi è il cliente al ven chiappi le misure dal pit, sceglie per lampa, sceglie il fondo, sceglie il colore della pelle, il tipo di pelle e io faccio le scarpe sul suo pit. Come sarà un progetto con una boutique di Tresesi. Veniva fatta una ginnica sportiva con fondo cuoio e anche qui mi decido di mettere il Made in Friuli, perché vengono fatti realmente in Friuli. Bisogna dire una roba, noi lavoriamo tanto le pelli, i materiali naturali di qualità, come una volta, perché al di là che qualche le macchine così per confezionare certi sborsi, ma noi stiamo tutta mano e siamo veramente artigiani. Però stiamo inserito il discorso riciclo, perché le tante in tu vuoi e dopo così si dà una mano all'ambiente. Allora vengono delle aziende locali che ci danno dei prodotti, tipo tende da sole o PVC o che robe lì, e vengono create anche una linea di materiale da riciclo. Questa è una di queste con materiale da riciclo. Queste sono tutte le cinture di sicurezza. Questa è un tessuto screen che viene usato sulle tende da sole. Dopo noi ritiriamo anche dei tessuti che sarebbero lasciati al macero altrimenti, per fare interno magari. Ecco, che dopo il venduto foderato con questi tessuti che comunque erano robe di scampo, no? Per capirsi. Praticamente il canno si butta via, si intornasse un po' in da oro. Una volta magari ti levi e buttavi via dopo un anno. Come se una roba buona, soprattutto, vale la pena come darla. Ascolta, guarda, c'è un problema qua, perché io ho cominciato, ma sento qua che è lasco. Ma anche qua, ti ricordi che me l'avevi girato questo? Secondo me è da girare di nuovo. Sì, bisogna tirare che vita, come anche altre volte. C'è stato Fasino? No. E sto facendo delle sciarpe per quest'estate, vedi mo. Qua, con 4 lici. Elisa ha attaccato a studiare tessiture alle superiori e dopo all'università. Tante teorie e poche pratiche. Dopo essersi laureata, ha attaccato a lavorare a diverse aziende di moda e nel frattempo ha fatto dei corsi di tessiture, pratiche e diciamo, teorie. E così una roba tira che altre, si è comprate i primi telars, un picciolo e un vecchio che lavora, così prima come hobby, ok? Dopo si sono conosciuti, si sono maritati, sono arrivati i fioi, prima uno, poi la seconda, e per conciliare un po' la famiglia e il lavoro,
attaccata a pensare di mettersi a fare l'artigiane. Nel 2018 ho aperto la partita IVA, ma ho continuato a lavorare come dipendente. E poi nel 2019 ho fatto il grande salto, mi sono licenziata e questo è diventato il mio primo lavoro. La mia prerogativa quando ho iniziato questo lavoro era quella di utilizzare materiali naturali, filati naturali. Mi è capitato in passato di utilizzare anche dei coloranti, sia naturali ma anche chimici, e pian piano i chimici li ho abbandonati perché colorare con i vegetali dà molta più soddisfazione e il risultato è sempre una cosa inaspettata. Che robe che dalla tintura naturale mi ha fatto plantata l'ort, li plantes, tintore. Ho monopolizzato l'orto. Sì. Io non conoscevo Linusio, mi l'ha fatto conoscere Elisa. Ne ha portato una bella gita di famè al museo Gortani, sì. E lì l'ho conosciuto, al Mancolio l'ho conosciuto lì. È un onore aver avuto un personaggio così illustre che ha portato il Friuli nel mondo. E un po' mi dispiace che la tessitura si sia pian piano persa qui in Friuli. Per fortuna ci sono ancora le documentazioni che ci ha lasciato e quindi speriamo magari in un futuro di riuscire a riprendere il filo da dove l'aveva lasciato lui, insomma. Linusio è talmente attuale in certe forme imprenditoriali che ha avuto che a fase di rifletti anche al dì di voi. Era un imprenditore che conosceva il mestiere, perché era stato da giovane in Austria a imparare tutte le tecniche stesse da tessitura oltralpina, come si diceva all'epoca. La Repubblica di Venezia importava tanti di questi tessuti oltralpini. Allora lui progetta una fabbrica lì che si fa i stessi tessuti che il Stato deve importare. Fa il tessuto alla portata di tutte le borse. Doveva essere senz'altro una persona geniale, perché per costruire una struttura del genere, tanto che l'è arrivata a fare, e dovevi pensare che la fabbrica arrivava fino al tagliamento. Siccome in tal Friuli dal Seicento tantissimi erano i tessitori di buonissima qualità, all'usa tessitori a domicilio, a cui fornisce la materia prima che arriva dal Puar di Venezia, soprattutto lin e coton, la Repubblica di Venezia, per favorire questa ditta, dà dei sgravi fiscali importantissimi. In un documento del 1677 risultano lavoranze per Linusio 30.000 unità. Io i suoi figli di Tomasina da Ponte, porti in denanti, diciamo, l'attività dal Tiesi in Chiarnie, dalla tradizione di Jacopo Linusio prima e dopo di Duci tessitori che sono venuti dopo. Il professor Gortani, che è l'ideatore, l'anime, il pari dal Museo Etnografico di Tumiec, dal 52-53 che era in anni in cui lui costituiva proprio il Museo di Tumiec, ha voluto in quei teams far rivivi l'attività primaria che una volta era in Chiarnie, che era la tessitura. E per far questo aveva bisogno di qualcuno che venisse a insegnare. E così ha chiamato mia madre. Mia madre era veneziana di origine
mia madre è arrivata in Chiarnia dal 1954 a tenere dei corsi di tessitura che erano in accordo con l'Istituto Tecnico di Tumiec. L'intento del professor Gortani era che questi sfrutti dopo mettessi in su le botteghe per rivivi queste tradizioni. E così dal 64 che nella frazione di Invilin, di Ville Santine, in una chiesa che mia madre aveva chiatato una soffitte con 3 telars a mano, ha attaccato l'attività che è finta di due a dure. Sento che col museo di Tumiec c'era proprio un'unione quasi scontata. Allora decidi proprio dai vecchi disegni dalla fabbrica Linusio, disegni che una volta erano realizzati con dei stampos, erano dei timbros disegni, che diventavano per decorare le stelle che facevano. E allora ti appan spunto di quei disegni, di quei stampos, mia madre ha attaccato proprio a costruire il disegno, però con una lavorazione particolare, che è la lavorazione a jacquard, che do prima anche voi, per riprodurre i disegni dal 700. Veniva data ai tessitori una specie di scheda perforata di modo che poteva in tessi a voi serats. I lavoranti venivano gratificati con una moneta. Era una specie di getton con l'insegna della ditta Linusio, potevano là a comprare nei punti vendita organizzati dall'azienda il Vueli, il Sarturk, il Gran a prezzi concorrenziali. Linusio al favorisse un dei pittori più interessanti dal Seicento, che era originario da Chiarnia, Nicola Grassi. Inglese la domenica o che atis dis du chialaving. E allora se ilaist al domo di Tomiec e chialaisi un attimo in alt, io deis duci sans dal paradis sponsorizzati da ditta. Perciò non sono tagliati a metà e a metà cor il marchio di fabbrica, che è una genialità eccezionale, è la fidelizzazione di tutti i dipendenti praticamente. A un personaggio come lui lo Stato gli offrirebbe il titolo di patrizio, ma lui dice non sono mai stato patrizio e non mi interessa praticamente, è di una modernità strabiliante questa.